Il problema che ci siamo posti è stato quello di far capire qual è il legame che nel veneziano e soprattutto nel trevigiano abbiamo nei confronti di una città che ha dato il nome alla nuova denominazione, che ha segnato la nostra storia perché hanno risalito i due fiumi principali, la Piave e la Livenza, portandovi idee, conoscenze, esperienze. Il problema è stato quello di far capire che l'utilizzo del nome Venezia non era semplicemente un'operazione di marketing perché è uno dei brand più conosciuti in assoluto al mondo, quanto un legame stretto che era che avevamo da secoli con la civiltà veneziana. Quindi proprio per dare una dimostrazione, una valenza scientifica a questo discorso, sono stati recuperati nei broli dei palazzi veneziani, negli orti dei conventi sia a Venezia che nelle isole della laguna, alcuni vecchi vitigni che erano stati messi a dimora dai commercianti veneziani. Di questi vitigni poi l'Università di Milano, con il più noto ampelografo italiano che è il professor Scienza, ha fatto il DNA trovandovi dei risultati straordinari. C'erano dei vitigni che arrivavano addirittura dall'Armenia, sono stati propagati da un vivaista e sono stati messi a dimora in due piccoli vigneti, uno a Torcello e l'altro in questo splendido brolo nel quale ci troviamo, che è l'orto simbolico mistico dei Carmelitani Scalzi a Venezia, proprio per dare la dimostrazione nella città forse più nota al mondo del legame che ha sempre legato la terraferma con la città di Venezia. Raboso. Raboso forse è uno dei vitigni, o forse è il vitigno più tipico di questo territorio. Il raboso nasce dalla domesticazione della vita selvatica, subisce un lungo processo di miglioramento e cambiamento genetico, perciò è per forza di cose il vitigno che più si adatta a questo territorio, alle zone alluvionali dei grandi fiumi, del Piave e del Brenta. Ecco perché è sopravvissuto alle varie drammi della viticoltura moderna, filossera e peronospera, è sopravvissuto alla gelata del 1709 e questo vitigno sicuramente rappresenta il territorio più di qualsiasi altro. Si adatta benissimo a questi tipi di ambienti, anche se su terreni completamente diversi, da terreni con molto scheletro, terreni sulle gole del fiume, ma anche terreni che hanno 50-60% di argilla, terreni molto forti. È un vitigno molto generoso, molto vigoroso, sicché ha radici in grado di esplorare anche i strati profondi del suolo, cercando elementi nutritivi o cercando acqua quando non piove, però è anche in grado di superare lunghi periodi di siccità oppure anche di periodi dove il terreno rimane molto bagnato. Questa sua capacità di resistere ai più importanti eventi atmosferici lo rende forse il vitigno che più si è adattato a questi territori. Bene, noi siamo qui come Consorzio DOC Bagnodi con il nostro Friularo. Il Friularo è un genotipo locale di Raboso Piave, quindi anche seppur essendo in fuori provincia di Venezia e di Treviso, siamo comunque parenti, tra virgolette, di questi prodotti del Raboso e di queste terre. Appunto nella zona di Bagnodi, nel Conselvano, il Friularo, il Raboso Piave in questo caso, si è adattato e si presta, diciamo, alla coltivazione in modo egregio. I terreni mediamente argillosi e i terreni anche particolarmente forti di origine alluvionale permettono che questo prodotto negli anni si sia contraddistinto e si sia ottenuti appunto in questi anni dei prodotti veramente eccezionali. La storia ci insegna che
il prodotto, il friularo, quindi il raboso, era coltivato già nel 1700 nelle zone di Bagnoli, e questo ha permesso appunto che negli anni si sia sviluppato in modo importante fino ad ottenere dei grossissimi quantitativi d'uva, che allora si parlava di quantitativi, negli anni 70-80 del Novecento appunto. Ora questo vitigno è andato un po' prima scomparendo e adesso sta ritornando grazie al lavoro di produttori che l'hanno riscoperto, rivalutato e lo stanno portando nel mondo come avveniva a suo tempo per merito dei veneziani appunto negli anni passati. Questa è una riscoperta, ovviamente il prodotto viene lavorato in modo diverso, viene più adattato, diciamo, a quelle che sono le esigenze commerciali e le esigenze del consumatore finale appunto, e quindi la flessibilità, questo per dire che il raboso e il friularo sono prodotti molto flessibili, hanno un'acidità importante che permette loro di essere usati in modi diversi, con caratteristiche diverse, ma soprattutto di prestarsi bene a tutti i contesti enologici in questo caso. Per capire il giardino che stiamo ammirando dobbiamo tornare un po' alle origini, alla nostra storia. Noi carmelitani siamo nati in Palestina, in Terra Santa, sul Monte Carmelo. Il Monte Carmelo che è il monte della bellezza, e allora possiamo dire che la bellezza, la cura della bellezza ci ha accompagnati nel nostro cammino durante i secoli. La bellezza fa parte del nostro carisma, anche i nostri santi hanno parlato della bellezza. San Giovanni della Croce, che è il primo carmelitano scalzo, ha scritto delle poesie, in particolare una dove dice che la bellezza che ammiriamo è un riflesso della bellezza di Dio, appunto, l'orma del suo passaggio. Ecco, quindi questo spiega già un po' la cura che abbiamo per il giardino, che da qualche anno stiamo sostenendo in qualche modo, che stiamo curando con delle erbe medicinali, delle piante appunto medicinali, anche con degli ortaggi stagionali. Abbiamo già superato tutto il passaggio degli ortaggi estivi, adesso abbiamo cominciato a coltivare quelli invernali. Ecco, questo è diciamo, lo scopo soprattutto di incontrare, di far conoscere il nostro giardino, ma questo incontro che poi possiamo dire anche un incontro con la bellezza di Dio, uno sguardo su Dio, uno sguardo appunto sulla cura che ha per l'uomo. E infatti il giardino ha anche possiamo dire un'altra spiegazione, la cura del giardino, perché è costruito su un'idea di Santa Teresa d'Avila. Santa Teresa d'Avila ha scritto il Castello Interiore, dove considera l'uomo, l'anima dell'uomo, come un castello con tante stanze, e al centro dimora Dio. Ecco, infatti è tutto un percorso particolare dove al centro c'è l'albero del melograno, che rappresenterebbe la vita, dove appunto è l'incontro, si trova Dio in quel luogo. Quindi anche da questo punto di vista appunto è un accompagnamento, possiamo dire, spirituale per chi ci incontra, per le visite che ci sono. E poi la vigna è stata presa in gestione in collaborazione con il Consorzio Vini di Venezia, che ci sta aiutando per la vendemmia, per la produzione del vino. Quest'anno ci sarà la prima produzione importante, possiamo dire, sono previste 1 migliaio di bottiglie che saranno così presentate anche nei vari ristoranti di Venezia, proprio anche per dare ai veneziani un prodotto che sia della città di Venezia, perché non è semplice trovare in Venezia dei giardini anche così grandi. Questo è uno dei più grandi di Venezia, per appunto far sì che l'identità veneziana possa veramente essere conosciuta sempre di più, sia a Venezia sia al di fuori e in tutto il mondo. Anche il turista che viene ha bisogno di vedere quello che possiamo produrre, appunto quello che nasce dalla città di Venezia. Ecco, questo è un po' la presentazione abbastanza veloce, però per capire quello che stiamo facendo, tutto il lavoro, e c'è un lavoro di anni chiaramente, molto complicato, molto elaborato appunto nella progettazione, ma che sicuramente ci ha dato delle soddisfazioni, anche una soddisfazione nel poter incontrare. Ecco, questo è uno degli scopi, anche di poter incontrare, di poter conoscere, di poter far conoscere quello che stiamo facendo. Siamo qui oggi a celebrare un'esperienza
importante per la nostra denominazione, che è la denominazione del Consorzio Vini Venezia, che comprende ben 5 denominazioni, le 2 denominazioni storiche che hanno dato vita a questo nuovo consorzio, Lison Pramaggiore e Piave, e poi altre 3 denominazioni, 2 denominazioni d'origine controllata e garantita, una che riguarda l'antico Tokai, che è il Lison classico, e l'altra che riguarda il Raboso, che è anche oggetto di presentazione della giornata di oggi con il libro di Ulderico Bernardi, che è il Malanotte del Piave. Il nostro è un giovane consorzio che ha scelto il nome di questa prestigiosa città che è Venezia, legata indissolubilmente alla cultura del vino, e proprio oggi abbiamo, oltre al libro, voluto presentare anche il vigneto che abbiamo, assieme alla disponibilità dei Carmelitani Scalzi, voluto piantare qui in Venezia, andando ad analizzare il DNA delle viti più interessanti che abbiamo trovato assieme al professor Scienza in una ricognizione fatta ormai 4 anni fa dei giardini, dei broli, dei conventi, delle case private e dei luoghi pubblici, trovando una biodiversità notevole in questa città, che è una città ovviamente di storia, di cultura e di turismo, ma anche di una fortissima presenza e di una grande attenzione per la vite, tant'è che da questo immane lavoro svolto appunto quasi 4 anni fa abbiamo voluto prelevare 21 varietà che abbiamo ritenuto le più interessanti e le abbiamo piantate qui in questo giardino mistico, cosiddetto mistico dei frati carmelitani, e abbiamo voluto fare questa manifestazione Feel Venice proprio qui per celebrare, oltre al libro, come dicevo, del Raboso, anche laggiù in fondo si intravede la prima vendemmia di questo vigneto, diciamo, costituito da quasi 800 piante di queste 21 varietà che speriamo contribuiscano a legare ancora di più Venezia al suo territorio, e anche non solo lagunare ma anche dell'entroterra. È un'esperienza molto interessante che ha trovato molta condivisione e spero contribuisca a dare una patente, se vogliamo, anche di identità forte a tutti i nostri imprenditori della nostra denominazione, che sono tanti e che per fortuna, vista anche la contingenza positiva che sta vivendo il mercato, sta coinvolgendo sempre di più dei giovani che investono e che vogliono continuare questo lavoro meraviglioso che è quello di coltivare la vite e di fare il vino. In questo antico brolo dei Carmelitani Scalzi torna una memoria che è quella della presenza del vino a Venezia, e questo ovviamente è un riferimento essenziale per il legame del vero e proprio rapporto fra quelli che erano i grandi fiumi della terra veneta, la Brenta e la Piave in particolare, dove si portavano dalla pianura, dalla grande pianura veneta e friulana, i prodotti per la città, naturalmente a cominciare da quello che era il principale prodotto delle nostre terre di pianura opitergine, del Padovano. Era la terra del vin moro. Il vin moro è il vino nero, naturalmente, poi chiamato correntemente, e poi illustrato ancora con raffinatezza vino rosso, ma per noi resta il vin moro, cioè il vino di riferimento ancestrale che in queste terre veneziane venivano allegramente e con abbondanza consumate, portate magari nelle galee, nelle botti che trasportavano insieme ai pellegrini, insieme ai mercanti, insieme ai viaggiatori, insieme ai soldati ovviamente che affrontavano il turco. Ecco, noi abbiamo qui un campione di vigne diverse che questo consorzio dei vini veneti ha davvero portato con intelligenza a conoscere le sue diversità. Qui ci sono 21, se non sbaglio, qualità di
vigneti diversi, naturalmente è solo una campionatura, però è importante come richiamo perché il valore di riferimento di questa realtà è quella della diversità. La diversità è una ricchezza naturalmente anche nel vino, che suscita la curiosità e che porta insieme ovviamente alla realtà del consumo dei prodotti a una identità alimentare che produce con i confronti di identità ricchezza non solo di idee ma anche di gusti, di sapienza naturalmente, di stimolo per continuare a consumare sempre nuove realtà che magari potranno diffondersi da questa straordinaria città fino in capo al mondo letteralmente. Nella giornata di oggi siamo qui a Venezia a rappresentare il mondo del raboso. Io sono stato immeritatamente scelto a rappresentare i cosiddetti Piave Boys, quella generazione di produttori che ormai più di 20 anni fa hanno cominciato a domandarsi se il raboso era quello che assaggiavamo in quel momento o se poteva essere anche qualcosa di diverso. 20 anni di lavoro in vigna, 20 anni di lavoro in cantina che oggi trovano un momento di confronto importante nella città di Venezia, che è ovviamente simbolo per antonomasia del legame del raboso Piave con il vino della storia, il vin d'Aviaio che da Venezia partiva per il mondo e il vino che oggi invece siamo venuti a presentare. C'è stato tanto lavoro, un vino che oggi non è più quel vino rabbioso, rustico, come dire aggressivo che caratterizzava i vini di quel tempo, ma è un vino più moderno, un vino che può essere abbinato anche a piatti non per forza così impegnativi come la cacciagione, ma anche a piatti della quotidianità di oggi e dei mercati mondiali di oggi. Quindi oggi siamo venuti non a parlare solo di storia e di quello che è stato il passato glorioso di questo vino, ma soprattutto a mettere, come dire, un tassello per quello che potrà essere il raboso del futuro. E la fortuna che abbiamo nelle nostre aziende è che siamo passati in poco tempo senza accorgerci di generazione, per cui sono adesso i nostri figli che si occupano di questo e siamo riusciti a coprire questo varco di tempo che era quello più difficile, no? Nel momento che il raboso sembrava ormai destinato a scomparire, e adesso invece andiamo per il mondo a presentarlo con successo, con interesse, con curiosità, anzi dovremmo dire che quasi più lontano siamo dal nostro territorio più interesse troviamo e quindi interesse per il vino in sé, ma interesse anche per quello che rappresenta questo vino in termini di cultura, di storia e di tradizione di un territorio come quello del Piave, che ha una storia importante legata a Venezia, ma non solo, ma quel filone che dalle Dolomiti attraverso l'asta del fiume porta fino alla città in cui siamo in questo momento. Evviva il raboso Piave, da Venezia oggi un augurio per andare a conquistare i mercati del mondo intero. Eccoci, ci troviamo a Venezia, una sede particolare, il Brolo dei Carmelitani Scalzi, per un evento dedicato al vin moro, in questo caso però il raboso, in tutte le sue declinazioni, ma soprattutto cercare di capire qual è il potenziale di quest'uva, quindi evoluzione. Per questo abbiamo fatto una verticale curata appunto da IS Veneto, delegazione di Venezia, con Francesca. Già, oggi abbiamo fatto un viaggio meraviglioso ed interessante attraverso la denominazione del Raboso DOC, attraverso 5 annate differenti. Abbiamo fatto un salto temporale dalla 2007 alla 2000 per poi andare a cambiare territorio e arrivare quindi alla DOCG del Bagnoli Friularo, per un'annata comunque molto importante, la riserva 2006. Quindi siamo andati a raccontare questi due territori, un unico vitigno, attraverso appunto queste due denominazioni e appunto l'evoluzione di cui tu parlavi. Ci siamo lasciati con il mondo delle malvasie, ci siamo ritrovati oggi con il raboso, l'appuntamento è per la prossima volta, chissà cosa ci aspetterà.
qualcosa su come mai siete qui, dove l'avete saputo? L'abbiamo saputo tramite un invito da parte di una di queste aziende che espongono. Ed è stato anche un modo per incontrare un po' di persone che da tempo non vedevamo e gustare degli ottimi vini veneti. Buonissimi, specialmente il malanotte di Bonotto, è meraviglioso, buono. Bene, grazie e buon proseguimento. A voi. Perché mio papà la organizza, quindi, cioè è uno degli organizzatori, quindi so che... Trovato utile? Sì, molto. Cioè ho imparato cose nuove. Interessanti? Sì, molto interessanti. Sto assaggiando molti rabosi, che è proprio il vino principe della serata, quindi... Cosa che vi ha incuriosito di più delle altre? Il giardino che abbiamo visitato è stato molto particolare. Interessante. Lo conoscevate già? Sapevate che No. Quindi è una bella scoperta. Certo. Io sono un degustatore ONAV diplomato e tramite la nostra associazione abbiamo saputo di questa iniziativa e quindi siamo venuti a provare i vini che c'erano in degustazione. Conoscevate già il giardino Bellissimo, questa è stata un'occasione per scoprire anche il giardino che solitamente non è aperto al pubblico e quindi abbiamo unito i vini da assaggiare con questa meraviglia di giardino segreto di Venezia, perché oggi parliamo di Raboso, ma una cosa che l'ha in qualche modo incuriosita di più o io sono venuta per il Raboso perché è uno dei vini che apprezzo maggiormente e qui ci sono in esposizione uno dei maggiori produttori di Raboso. Case molto interessanti che fanno cose molto particolari e quindi assolutamente soddisfatta dell'esperienza, vini molto interessanti, vini da provare, molto interessante e anche molto ben organizzata, pochi produttori ma scelti con molta cura. Tanto come hai saputo di questa occasione? Passando per caso davanti. È un'iniziativa da ripetere che fa scoprire una Venezia nascosta e purtroppo ignorata. Ma simpatico, no? Esattamente, da ripetere. Posto sicuramente bellissimo. Conoscevate qui il giardino alle spalle? No, non sapevo l'esistenza, veramente un posto che va valorizzato perché merita. Centinaia di volte queste alte mura, ma ignorando cosa c'era all'interno. Da parte tua? Sì, mi è piaciuto tantissimo il posto. Segreto posto. Ma c'è un nostro amico che è qui che espone col vino e quindi ci ha passato la parola e siamo venuti a fare un giro. Conoscevate questo spazio qui dei carmelitani? No, ho studiato a Venezia però non conoscevo questo spazio, quindi sì, è stata una bella scoperta. E invece per i vini? Per i vini comunque è una sorpresa interessante, da quello che ho capito comunque anche gli espositori hanno offerto questi vini ed è molto interessante anche l'iniziativa del restauro, quindi sicuramente un'iniziativa molto interessante di cui non aveva. Di particolare? Qua siamo a un passito, quindi sono verso la fine, diciamo. Esatto. Le tue amiche qui anche loro hanno assaggiato qualcosa da richiedere? Sì, io ho appena finito un riserva di Friularo. È sempre della famiglia però è collocato in un'altra. Esattamente. Sì, molto buono. Sì. Anch'io ho appena finito il Friularo. Ho apprezzato tutto. Tramite un amico devo dire che ha degli agganci qui, sì. Però sono molto soddisfatto. Iniziativa molto lodevole. No, questa no, non sapevo assolutamente che si fosse in centro a Venezia. È il più grande giardino che c'è? Lo so. No, una volta abbiamo seguito anche la visita guidata. È stato interessante, insomma. E per i vini? Piaciuti? Sì. Poi il Raboso, esatto. Vabbè, io sono trevigiano, quindi. So che in casa. Esatto, per me sono un intenditore. Poi anche gli altri comunque. Un'iniziativa lodevole, insomma. Siamo stati invitati da amici, sì. Che gestiscono un banco qua e abbiamo partecipato. Fatto bene a invitarvi? Moltissimo. Bellissimo evento, sì, vini molto buoni. E la location soprattutto merita moltissimo. Questo giardino molto sconosciuta.
seppur a 2 passi dalla stazione. Sì, sorprendente. Volentieri. È stata veramente una piacevole sorpresa. Come di vini parliamo di Raboso, lo conoscevate già? In parte sì, conoscevo almeno io personalmente anche l'Isompra Maggiore e il Friularo, che è provincia di Padova da cui provengo, però devo dire che comunque l'assortimento è buono e di buona qualità, vario di buona qualità. No, noi siamo arrivati qui per caso. Stavamo andando qui a cena, siamo passati qui, abbiamo visto l'insegna, abbiamo detto andiamo a visitare, poi con l'occasione a curiosare e ci siamo trovati così, occasioni. Esperienze bellissime, bene, buonissime. Conoscevate già il Raboso oppure Sì. L'avevamo studiato, io specialmente con l'AIS, l'avevo studiato e bevuto, quindi siamo entrati anche per quello, insomma. Io come amatore, però diciamo che... il giardino alle vostre spalle lo conoscevate? No. Adesso stiamo andando lì. Perfetto. Bellissima location, non c'è altro da aggiungere. Possiamo sapere come mai siete qui? Avete saputo di questo evento? Innanzitutto conosco parte dei produttori qua presenti, opero nel settore, quindi la comunicazione mi è arrivata, è stato un piacere comunque essere qui, perché comunque i vini del territorio sono dell'idea che vadano sempre messi in luce e comunicati, anche perché lo faccio anch'io essendo una organizzatrice di eventi, e quindi mi sembrava giusto partecipare in questa cornice. Come le sembra questo evento organizzato? Bello, molto bello, la cornice è bella, è un evento intimo, quindi ben raccolto, persone Conosceva giuste. i giardini qui che ci sono alle nostre spalle? Sì, perché l'anno scorso avevo contattato la segreteria per organizzare un evento io stessa, sì. E quindi, certo. Voi conoscevate i giardini? Com'è stata una bella scoperta? Piacevole. Sì, piacevole, sì, molto, è stato piacevole. Siamo venuti proprio per vedere questo posto, che di solito una cornice diversa da quello che di solito quando si viene a Venezia si vede tutt'altro. Ecco. Tanto come mai siete arrivati qui? Qualche amico che vi ha detto? Abbiamo trovato su Facebook tramite amicizie in comune, ho visto che qualcuno aveva segnato l'evento e siamo venuti qua per quello, abbiamo scoperto per quello. Quindi immagino che conoscevate già il Raboso, in senso lato? Sì, il Raboso in versione più casalinga, almeno io personalmente. Quindi ho apprezzato il poterlo conoscere in varie declinazioni. Certo. E il posto qui, questi giardini che spesso questo segreti, è stata una sorpresa, perché pur essendo veneziano non conoscevo questa chicca, diciamo, perché è veramente molto bella. È stata una bella idea farlo qui dentro, insomma, una cosa molto particolare.